Buonasera. Siamo in diretta, siamo in compagnia di Tex e di Joe degli Angeli di Sardegna e di Cagliari. Ci troviamo esattamente a Elmas. Buonasera Paolo. Buonasera. Siamo in via dei Gelsi, a casa della signora Giuliana. Ennesima consegna per un'altra famiglia bisognosa. Buonasera. 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 Buonasera signora. Salve. Alessandro, io Paolo Calzo, il signore che fornisce. Allora, eccoci qua. Allora, abbiamo portato un po' di. Questo devo mettere nel freezer. Questa è sta roba che ci ha dato questo amico Paolo Calzo, che è un consigliere comunale di Cagliari. Non di Cagliari. Non di ma quindi guarda che non tutti i politici sono uguali, sono anche i volontari. Vero? Per fortuna pochi ma Sì. Questa roba per i bambini. Questo da mettere nel congelatore, così ne dura di più. Perché poi avremo preso panettone, biscottini. Insomma, sarà un Natale diverso signora, eh? E l'altra roba è andata bene, sì. Anche l'aragosta? Buona. quanti abitanti qua? 5. Non sapeva neanche. Sono 4 figli, Ha detto, ma come uno questo valido, Ah, ecco, vabbè. sono divorziati. Vero, vabbè. Ce l'ha segnalato una nostra collega, Aurora. Aurora. Susanna, sì. Susanna, sì. Questa è una casa vostra o una casa del comune? No, questa è la IACP. Ah, IACP, non quindi è area. nostra. Ah, sì. Praticamente, sì. Perché me l'affitto, vabbè, io non ho credito e pago 21 euro. Però la casa è enorme. Sì, è grande. Molto Bella casa, grande. sì. La piano notte, la mansarda, c'è il giardino là, questa parte. Bella grande. Quella fortuna, dai. Almeno quello. Ci sono situazioni anche più gravi signora. Ieri eravamo da degli amici che abitano all'interno di una carrozza dismessa, Sì. dei treni, quindi Sì, proprio- è senza tetto. è un po' una situazione. Senza acqua, senza luci, senza luce. Solo con la compagnia di un cagnolino e di un gattino. È di un gattino. Questa è la loro vita praticamente. Purtroppo, situazioni Ce ne tragiche. sono. Ma quindi lei praticamente è senza lavoro, è disoccupata praticamente. Come sopravvive? Vivo di Sosi mio figlio, che praticamente Sì. sì, Ok. l'accompagnamento con la pensione di mio figlio. È Certo. qualcosa che dà il comune. Andiamo Un avanti. piccolo sussidio, diciamo, un po' per cercare un attimino di venire incontro alle vostre esigenze. Sì. Va bene. E abbiamo portato anche qualche. Riferimento. Sarà sceglie, guarda quella. Sì. È smontabile, Anche il punto. Dai, poi adesso vediamo, stai su. Ok, grazie Giancarlo. Va bene. Grazie, ciao. Mi prende